Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano! Ragazzi, oggi video importante perché è il video degli acquisti di giugno. C'è tanta bella robina, solo due cose un po' più costose ma comunque prese in sconto. Per il resto tante piccole cose, meglio da 20 euro, insomma, anche un po' meno. Io direi di partire subito col fumetto di Wolverine. Questo contiene Wolverine 1982 1-4. L'ho prenotato perché praticamente l'ho prenotato ad aprile, è arrivato il 28 o 26 giugno, adesso non ricordo. E quindi qua abbiamo Wolverine. Poi abbiamo un po' di filmetti, adesso qualcuno forse ve l'ho già fatto vedere ma non mi ricordo. The Batman e uno. Lady Hawk. Tanta roba anche vecchia, questo è fantastico. Zlatan l'ho visto, è un filmetto, però te lo godi. Qua abbiamo Fascino del criminale, Ted Bundy o Bundy, lascio sempre a voi la scelta. Eccolo qua. Il laureato. Certi li ho recuperati a 5 euro ragazzi, 2001 dice nello spazio, questo devo prendere, è una vita che devo prendere, forse l'avevo già preso e l'ho perso, non mi ricordo. Tempesta perfetta, forse questo l'ho già fatto vedere, non mi ricordo. The Program, la storia di Armstrong. House of Gucci, questo bellissimo, lo consiglio, a me è piaciuto tantissimo, è stato criticato, ma mi è piaciuto poi Adam Driver, devo dire, un grande. Schindler List, questi tutti i film recuperati a pochissimo. American Sniper. Bastardi senza gloria, bellissimo questo ce l'avevo perso. Incontri avvicinati del terzo tipo. E il principe cerca figlio, era diciamo che non vale minimamente il primo, però insomma per la collezione lo dovevo prendere. Questo trovato a 10 euro. Ocean's Trilogy, anche se secondo me è solo il primo, è bello. Oddio, qua mi sta partendo tutto. Diciamo che Blu-ray è la cosa più bella perché spendi un cazzo e ne prendi un casino, soprattutto su eBay, non pensavo. World Trade Center, DVD. Trilogia DVD di Senti chi parla, incredibile, non avrei mai pensato di trovarla. E Sotto accusa, questo è un bellissimo film con Kelly McGillis, la fidanzata di Maverick su Top Gun, e Jodie Foster, veramente bello. E qua ha finito i film. Poi abbiamo un po' di CD, Vangelis, Light the Shadow, The Best. Questo l'ho preso perché voglio provarlo, non mi ha mai colpito, cioè proprio Marley non è certamente la mia musica, però l'ho trovato a 10 euro, la ricordo, ho detto ci provo a ascoltarmelo con calma e vediamo se magari riesco a capirlo un po' meglio, visto che proprio è considerato un mito, ma a parte 2 o 3 canzoni, un po' così, insomma, a me non mi esalta, ecco. Questo 2 euro, sempre ricordi, proprio preso perché era nella promozione, ci sono un po' di canzoni tratte dal film, vabbè. Pavarotti, The Greatest Hits. Questo assolutamente ho la Gold, volevo anche la Platinum, viene Morricone. Top Gun, Maverick, la colonna sonora, bellissima, ma la prima è la prima. Genesis, questo album omonimo, molto bello, uno dei pochi, mancano due dei Genesis, me ne mancano. E qua Blood on the Dance Floor di Michael Jackson, l'ultimo che mi mancava, adesso deve uscire trailer perché non è thriller, il quarantennale, dicono che sono solo 40.000 copie, l'ho ordinato per sicurezza su Amazon. Ok, queste sono le cose, poi abbiamo due poppini, abbiamo Simon Le Bon, eccolo qua, e Van Halen, eccolo qua. Siamo a 66, dobbiamo arrivare a 100 ragazzi, sarà un'impresa. Poi 2 pezzi un po' più grossi sono le Sennheiser, perché queste le ho prese visto che adesso le Bose le uso per il PC e le Sennheiser le uso per lo stereo. E da Dio ragazzi, un suono pulitissimo, cristallino, sono le HD 599, eccole qua, sono comunque diciamo entry level, nel senso non sono sicuramente le top di gamma perché non ho voglia di spendere un patrimonio, però molto belle. Poi, dolci in fundo, ho preso il Blue Yeti finalmente, così che sono più comodo, che posso registrare
senza dover sempre rompermi le balle, me lo metto così e ciao, ecco. Quindi questo è il Blue Yeti, devo dire che dovevo prenderlo tanti anni fa, ma non avevo spazio nella mia camera precedentemente, quindi era impossibile. Buono, poi cos'ho? Ah sì, eccoci qua, reparto calcio, il pallone d'oro, forse l'ho già fatto vedere, e AC Milan campione d'Italia 2001-2022. Eccolo qua. Scusate, sono una pippa, ci sono altre due cose da far vedere. Qua ho preso il direttore Krennic da Rogue One, sempre della serie Black, e sempre serie Black Lando Calrissian. Eccolo qua. Quindi abbiamo Lando e il Krennic della situazione, e qua Sirius Black. Fatto molto bene, rendono sempre di più dal vivo, però tanta robina. Eccoci qua. Adesso la seconda parte, ci saranno gli ultimi della Marvel, film che mi arrivano ogni mese 3-4 al colpo, e forse un altro film, un piccolo gadget. Raga, mi dimentico le cose, ecco, questo è un fiore all'occhiello, Pulse o Pulse, lascio, ripeto, sempre a voi la pronuncia esatta, DVD, c'è il Blu-ray praticamente con rimasterizzato tutto quanto, ma soprattutto con il LED. Io ho sempre sognato il disco così, che c'ha mio zio, purtroppo non ce l'ho, lo vendono anche su eBay, però a cifre folli per il momento, ma questa è veramente una chicca, per chi ama i Pink Floyd non puoi non averlo. Eccoci qua. E poi sono dimenticato anche, perché ma tante robe sono arrivate anche i primi del mese. Vabbè, avevo già fatto vedere nella collezione di Magic i due bundle di New Capenna e Kamigawa. Ok ragazzi, vediamo gli ultimi arrivi che arrivano poi a casa di mia mamma. Allora abbiamo Capitan Marvel, eccola qua, poi un'armatura di Iron Man, poi non mi ricordo se l'ho citato l'altra volta, Groot, versione adolescente, Star-Lord non mi ricordo, facciamolo vedere, poi qua forse Doctor Strange, vediamo, eccolo qua, ecco il dottore, poi abbiamo, vabbè, la personificazione della perfezione, l'impersonificazione della perfezione mistica, guardate, ce ne sono anche a parlare, guardatelo, eccolo qua, Thanos, poi abbiamo Falcon, e Drax, che però non si vede perché è bravissimo nell'arte dell'invisibilità. Dopo non mi forse Occhio di Falco è qua, e Ant-Man è qua vicino a Black Widow. Eccoli qua. Quindi questi sono quelli che ho per il momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17. Ok. Ragazzi, ultime due cose che sono arrivate. Un Blu-ray dei Segreti di Silente a 9 euro, appena uscito, cioè è uscito praticamente dopo 2 minuti che è uscito al cinema. Film che ha fatto cagare, praticamente in incasso due spettatori, due paganti più i parenti e gli attori, cioè. Vabbè, lo guarderemo, però niente di che. E poi, grande almanacco sportivo. Chi non lo conosce può essere bannato da tutto, perché questo è un cimelio da Return al Futuro 2. E niente, raga, questi sono gli acquisti che ho fatto nel mese di giugno, non sono né troppi né troppo pochi, siamo in media. E adesso chiaramente con le feste, con l'estate, vacanze e tutto, diminuiranno gli acquisti, ma la voglia di spendere rimarrà sempre tale, perché ragazzi bisogna godersi la vita, bisogna spendere il giusto, nel senso mai più di quello che si prende, e goderci un po' tutto. Questo è il consiglio comandiano, io vi ringrazio, vi saluto, alla prossima, ciao!